Buongiorno, io sono Giorgina, vengo da Orzulei e sono 27 giorni che faccio lo sciopero della fame. Sono sostenitrice del gruppo Giulio Emanuele Gliastra e sono una grandissima sostenitrice di Francesco Doneggio, che ammiro tantissimo per quello che sta facendo. Mi dispiace tantissimo che sia dovuto finire in terapia intensiva per delle cose che noi dovremmo avere per diritto. Sono venuta qui in ospedale a trovarlo stamattina alle 8:30 perché mi premeva sapere le sue condizioni di salute. Non capisco perché dobbiamo lottare così tanto per avere certi diritti dell'ospedale, diritti sanitari, diritti di tutto, che ci servono perché noi comunque abbiamo delle serie difficoltà. Non dobbiamo andare a Nuoro, a Cagliari, quando abbiamo qua una emodinamica che dovrebbe essere funzionante da 10 anni e sempre per colpa di questa burocrazia si sta di anno in anno prolungando questo modo di fare. Non capiamo perché siete così crudeli nei nostri confronti, perché alla fine non è che possiamo viaggiare, fare dei lunghi viaggi perché qua non abbiamo numeri o perché i numeri scientifici non ci dicono che possiamo essere all'altezza di questa possibilità. Non so che cosa dobbiamo fare. Scioperi della fame pare che non servono a niente, anzi qualcuno dice che non ci daranno scampo anche se noi facciamo lo sciopero della fame, possiamo farlo quanto vogliamo e loro non gliene frega niente. Ma forse è il caso che venite a vedere la situazione delle strade, perché l'elicottero non basta. Le strade sono delle mulattiere. Provate a viaggiare dietro un'ambulanza coricati e poi ne potremo parlare. Vi prego, cercate di venire in emergenza a questa situazione, perché non possiamo rimanere a fare lo sciopero della fame, perché abbiamo famiglia, tutti quanti, abbiamo figli, ma purtroppo il voler stare in questo territorio ci porta anche a fare queste cose e noi vogliamo rimanere in questo territorio. Grazie.